E nel caso di Comandante ci sono tantissime cose che credo tutti vorremmo chiederti. Io ho il privilegio, insomma, di farlo per primo. E volevo chiederti proprio come hai scoperto questa storia, perché è tanto affascinante. Non ti chiedo perché l'hai portata sul grande schermo, nel senso che i motivi di fascino e di interesse mi sembrano veramente tantissimi. Ti chiedo proprio come l'hai scoperta, perché almeno per me era una pagina poco nota, diciamo. Come l'hai scoperta, anche considerando che oltre al film c'è anche il libro, quindi è una storia su cui hai lavorato molto. Sì, sì, non la conoscevo assolutamente. Ho letto un resoconto nello scavo sull'Avvenire, dove riportava il discorso tenuto dall'ammiraglio Pettorino, che era il comandante in capo della Guardia Costiera, in occasione dei 123 anni della Guardia Costiera. Era il 2018. Quindi in Italia i porti erano stati chiusi e Pettorino doveva dare un'indicazione ai propri uomini su come comportarsi in mare e non poteva esprimersi in maniera apertamente critica delle istituzioni delle quali pure faceva parte, e avendolo poi conosciuto mi sono reso conto che Pettorino è un uomo con un grande senso delle istituzioni, con un grande anche rispetto dell'istituzione, quindi non si sarebbe mai espresso in maniera apertamente critica, però rimaneva l'esigenza di fornire una guida ai propri uomini e scelse la strada della parabola. Raccontò a braccio, non lo trovate, è una cosa interessante, se andate sul sito della Guardia Costiera ci sono riportati tutti i discorsi celebrativi di ogni anniversario. Se cercate il 2018, l'anniversario numero 123, questa parte del discorso di Pettorino non è presente sul sito, sul video caricato. Eppure che cosa ha raccontato? Una storia vera, una storia di un uomo, un militare, un guerriero, che operava per conto della Reggia Marina, giurava fedeltà al re, sotto un regime totalitario. Ha compiuto dei gesti, non solo questa volta, ma altre 2 volte, analoghi, e per questo è stato insignito della medaglia d'oro al valore militare, però non si sa perché, soltanto perché lui, Pettorino, solo per aver raccontato questa storia è stato osteggiaci sono stati vari tentativi di rimuoverlo, gli è stato praticamente impedito di rispettare apertamente quella che è stata che è la missione della Guardia Costiera, soccorrere. E cosa ha fatto lui? Adesso è in pensione, perciò queste cose le possiamo raccontare, perché insomma il coraggio è sempre qualcosa che attiene alla responsabilità e non si può parlare del coraggio altrui senza il permesso. Però ora è in pensione, lo posso dire. Lui per 4 anni ha continuato a salvare vite in mare non dandone pubblicità. Cioè praticamente un uomo delle istituzioni si è sentito costretto ad agire come se fosse un eversivo compiendo il suo dovere. Questo è successo, ma questo è fuori dal film, l'abbiamo visto. Queste cose fuori dal film, secondo me è importante raccontarle, perché è un film, è un atto pubblico e quindi è un gesto politico ed attiene all'unico modo in cui noi possiamo fare politica, cioè fare film, raccontare storie. Senti, venendo proprio a come avete scritto il film, come avete costruito il personaggio, in apparenza all'inizio sembra che Salvatore Todaro sia un personaggio anche che incarna, proprio perché è vero, come dicevi tu, molte contraddizioni, molti contrasti, no? Tu dicevi giustamente poco fa, lui era un guerriero, aveva giurato fedeltà e in guerra, come abbiamo letto e come abbiamo anche visto, non si sottraeva, diciamo, a quello che era il suo dovere di militare. Nel contempo era una persona capace di enormi gesti di umanità. Aveva, se vogliamo, quindi un realismo anche dato dal suo ruolo, dal fatto di essere appunto comandante, dall'altro anche un approccio mistico alla vita e tutto. Come convivono secondo te? Come hanno convissuto e soprattutto come avete lavorato anche in fase di scrittura tu e Sandro Veronesi per ricreare questo personaggio?
Ma intanto Todaro è nostro fratello perché non è che abbia compiuto niente di straordinario. Forse è stato come la parte migliore di noi stessi, cioè ha teso la mano per soccorrere in mare persone inermi, però era anche una persona piena di dubbi, piena di paure, a volte doveva guidare, ma si trovava anche lui stesso disorientato. Queste cose non le ho inventate, lo so perché lui si recava negli anni di Livorno, spesso da questo sarto, il Betti, che era un uomo che aveva la quinta elementare, però ogni tanto andava in trance e parlava le lingue morte. Me l'hanno raccontato i suoi parenti. Quindi mi affascina un uomo che alla fine sta inguaiato, come me, però è capace di fare quello che deve fare quando il destino gli si para davanti. E quindi è un modello perseguibile, perciò Todaro lo sentò come fraterno, perché quello che lui ha fatto lo possiamo fare pure noi. Non è un supereroe. A me i supereroi mi stanno antipatici perché, tranne Hulk che quando si arrabbia diventa grande e verde e rompe tutto, ma Todaro non è né un supereroe né un eroe, è uno normale, che lo guardiamo come se avesse fatto chissà che, mentre invece lui l'ha fatto con quella. Se voi aveste avuto l'emozione che ho provato io nel leggere i diari di bordo, dove c'era scritto affondato, mercantile, battente, bandiera belga, Caballo, preso a bordo 26 superstiti, scaricati a Santa Maria delle Azzorre, basta, finito. Questo era il diario di bordo di Salvatore Todaro, un uomo che non ha messo enfasi in niente, che non aveva niente dell'enfasi del linguaggio dell'epoca. Quello che ha fatto l'ha fatto perché quando gli hanno chiesto che facciamo, ha detto che dobbiamo fare, li tiriamo su, ma contravveniamo alle regole di ingaggio di Karl Denitz. E gli ho detto: ma caro mio, ma sai mica me ne fotte Karl Denitz, io 2000 anni fa guidavo una trireme romana, io vengo da 2000 anni di storia di civiltà, mo vorrei che Karl Denitz mi deve dire a me che cosa devo fare. Io lo so, ma non perché sia un uomo superiore agli altri, non perché io sia un uomo speciale, perché io lo vedo bene che inciso nel mio codice genetico, come sta inciso nel tuo codice genetico, ci sta una regoletta che non si può infrangere. Non c'è Karl Denitz che tenga. L'individuo inerme in mare si salva, punto e basta. Anche in guerra lui il ferro lo affonda, come dice, ci sta tutto l'applauso. Il ferro lo affonda, ma l'uomo, giustamente, aggiungiamo, lo salva. Sì, non infieriva. Tra l'altro ricordiamoci che a Norimberga Karl Denitz, per come ha gestito le operazioni in Atlantico, per queste regole, è stato condannato a 10 anni. Lui non aveva partecipato all'Olocausto, ma comunque aveva dato indicazioni di combattere in questo modo. Con gli U-boat la tecnica si chiamava branco di lupi, consisteva nell'attaccare e sparire. Todaro gli hanno dato la medaglia d'oro al valore militare. Sì, certo, era morto, però nel frattempo, però a noi ci rimane questo insegnamento della storia. C'è questo valore simbolico questo forte. valore importante. E lì a Norimberga si è stabilito che cose come l'Olocausto, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, non dovessero essere commessi mai più. A questo doveva servire Norimberga. E quando abbiamo pensato questo film, purtroppo
non avevamo neanche il vago sospetto che ci potesse essere una recrudescenza come quella a cui assistiamo da 2 anni a questa parte del mondo. Tempi in cui Norimberga è un ricordo lontano, tempi in cui, come dice De Feo di Repubblica, abbiamo dei leader incapaci di traghettare verso la pace perché non hanno visto con i propri occhi l'abominio della seconda guerra mondiale. Quindi oggi ci siamo proprio dimenticati. Oggi il crimine contro l'umanità, il crimine di guerra, è un gesto quotidiano di quelle che chiamiamo guerra, ma siamo oltre. E allora diventa ancora più importante, molto più del gesto cinematografico, del gesto autoriale, della prestazione dell'attore, dello scenografo che ti costruisce il sommergibile a grandezza naturale, di tutte le cose che hanno fatto in questo film, che per carità non è che me le voglio sminuire perché ci abbiamo fatto mazza tanto per farlo, scusatemi se ho detto tanto, è accaduto, ma è accaduto con quel desiderio di eclissarsi, di mettersi da parte pur di tramandare una storia del genere. Senti, vedo al tuo fianco, però ecco, c'è il mormorio. No, sorridente, ma la produttrice del film ne ha ben nome, visto che il film sta andando benissimo. Però volevo chiederti, Francesca, se eri così sorridente anche nel momento in cui Edoardo ti ha presentato il progetto e avete, immaginato anche quelle che sarebbero state poi le complessità produttive. Lui ne ha fatto rapidamente cenno, insomma, lui ha minimizzato come deve fare l'autore, ma la produttrice cosa ci può dire anche della complessità? Sono molto d'accordo invece con quello che ha detto e penso che al di là dello sforzo che adesso poi racconterò, però il fatto che molte persone stanno andando a vedere il film e per noi è una grande, a parte soddisfazione, però è anche un segno del fatto che la gente non vuole dimenticare e che i racconti importanti della nostra storia trovano sempre un posto, diciamo, nell'attenzione del pubblico, e era una grossa scommessa anche questa, oltre alla scommessa produttiva, però anche una scommessa proprio di risposta del pubblico. E invece credo che proprio in questo momento storico in cui noi stiamo perdendo un po' i riferimenti, non abbiamo più leader, non abbiamo più anche insomma un baricentro, no? nel capire cosa sta succedendo, insomma ricordarsi di quello che è stato il nostro passato e di quello che siamo stati forse ha un senso. Poi invece in modo più prosaico no, il film è un unicum, diciamo, nel percorso produttivo italiano, nel nostro percorso, perché effettivamente ha rappresentato un grande sforzo produttivo che però aveva un senso, perché il sommergibile che noi abbiamo ricostruito a grandezza naturale, con tanto peso, 70 tonnellate, insomma 70 metri, è un protagonista del film e quindi Edoardo ha subito detto dobbiamo farlo proprio, cioè dobbiamo costruirlo, cioè perché no, si poteva, forse come lo avrebbero fatto in altri paesi, immaginare con gli effetti digitali oppure appunto trasfigurarlo con l'intelligenza artificiale, così. Però invece il peso, la materia, no? Il suono di questo protagonista del film, in cui tutti sono dentro, molto compressi, è molto importante nel racconto, e quindi abbiamo costruito un sommergibile che non è una copia di una cosa che esisteva, cioè non è come fare una nave da crociera adesso che dice vabbè, ne prendiamo una che esiste e la facciamo uguale. Non ci sono più i sommergibili ovviamente dell'epoca, e quindi su modelli, su un grande studio, su una grande passione che ha messo Edoardo di ricerca, perché insomma questo film veramente è il frutto di anni di ricerca, e abbiamo costruito questo sommergibile e insomma di fatto
ancora prima di avere, diciamo, tutti gli elementi per iniziare la produzione del film, e per elementi intendo, diciamo, anche un po' i soldi per realizzare il film è partito quando abbiamo deciso, ok, costruiamo il sommergibile. Quindi... Non ti era ancora capitato di dover fare nella tua no. carriera un sommergibile? E spero che adesso rimanga da qualche parte. Magari si vede un giardino grande e qualcuno è interessato. Ma senti Edoardo, come, tornando anche alla parte anche tecnica e alle tue scelte di regia, girare in un ambiente così confinato, così immagino anche complicato come possono essere appunto gli spazi di un sommergibile, c'è un bellissimo lavoro che hai fatto secondo me anche sui corpi, sulla fisicità, nel senso... sei riuscito a rendere in maniera perfetta questo spazio che in qualche maniera è, almeno dà l'impressione, credo, di essere un abbraccio in qualche momento, ma anche ovviamente quello che è, cioè una prigione, insomma, sotto il mare da cui non puoi uscire. L'ho trovato una sfida molto bella, perché ogni fotogramma contiene un elemento evocativo di qualcosa che non si vede. Il sommergibile è cieco. Quando stiamo sotto, chiaramente noi non vediamo niente. Vediamo, all'epoca soprattutto, adesso è tutto chiaramente elettronico, ma all'epoca la visione si costruiva con l'udito. Quindi ascoltando come si propagavano i suoni sotto al mare, si poteva avere un'idea di dove ci si trovasse, di cosa c'era nelle vicinanze, e questo l'ho trovato molto affascinante. Davanti al che cos'è la difficoltà, se poi una cosa è bella? Niente, si sgretola, si evapora, smette di essere una difficoltà, diventa un'occasione. Allora stare lì tutti stretti, trovare l'obiettivo giusto per fare in modo che tutti gli elementi riempissero il fotogramma e che dessero la sensazione che il fotogramma non potesse contenere tutto. E questa cosa che cosa mi dava? Mi dava una moltiplicazione dello spazio che andava molto oltre quello che io rappresentavo, perché la rappresentazione era solo un indizio di una quantità di immagini che non erano rappresentate ma evocate. E quindi per chi lavora come noi molto con lo spazio, questa era una grandissima occasione. E non è solo lo spazio delle cose, ma è anche lo spazio dei corpi. Corpi caratterizzati dalla contiguità. Questa contiguità ha reso dei corpi una catena, un ingranaggio, un meccanismo. Corpi che si dovevano muovere in armonia, perché sappiamo che lì giù la minima disarmonia è questione di vita o di morte. E quindi abbiamo girato come se fossimo nello spazio, niente poteva essere improvvisato. Ogni gesto, ogni movimento, ogni alzata di sopracciglio, ogni tono di voce doveva essere previsto, studiato. Infatti a mio fianco c'erano sempre i sommergibilisti, per rispettare non solo il protocollo militare, ma anche tutta la loro rappresentazione della vita là sotto. Perché dico rappresentazione? Perché ogni cosa che lì fai deve essere interpretata dagli altri, perché tu sei un ingranaggio e un meccanismo che si muove in maniera sincronica. Hai una relazione con la macchina che è diretta, perché le mani nel motore ce le metti, che non c'è l'elettronica. Metti l'orecchio al motore. Ogni nota stonata del motore, ogni ingranaggio un poco storto, richiede il tuo intervento fisico. La macchina è un'emanazione del tuo corpo. E quindi anche lo spazio occupato dai corpi è non solo lì, ma anche fuori. Quando arrivano i naufraghi battono, sembra quasi che vogliono proprio prenderlo, perché vogliono entrare in questo. È tutta una dialettica dello spazio, perché hai ragione, quello è un abbraccio che ti salva, ma se contravvieni a una regola muori tu e tutti i compagni tuoi. E infatti l'ammutinamento è il gesto suicida,
che è veramente successo. Adesso, come sempre, la palla è a voi, quindi se avete qualche domanda, qualche curiosità, anche forse qualche pensiero, insomma, che vi ha evocato. Veniva imbarcato sempre un cane, perché quando si verificava una diminuzione della quantità di ossigeno nell'aria, un aumento dell'anidride carbonica, questa cosa si sentiva a partire dal pavimento, e il cane tendeva a sollevarsi sulle zampe posteriori alla ricerca di area più ricca d'ossigeno. Quindi quando il cane cominciava a fare questo gesto, non era un buon segno. Chiaramente ci sono tanti elementi che noi abbiamo posizionato, non abbiamo indagato più di tanto, perché un mondo come quello del sommergibile è un mondo estremamente ricco e variegato di cose che succedono in contemporanea. Poi ci siamo soffermati su alcune e non su altre, però quelle su cui non ci siamo soffermati abbiamo comunque desiderato che fossero lì a rappresentare la ricchezza e la stratificazione di quel mondo. Scusi, l'episodio del campo minato l'avete trovato nel diario di bordo oppure in parlare No, l'episodio del campo minato racconta una cosa del genere De Robertis, che è stato quello che noi possiamo definire un proto-neorealista, perché lui realizzò nel 40 e del 41 due film che sono Uomini sul fondo e Alfa Tau, proprio sulla flotta dei sommergibili della Regia Marina, e raccontava scene di quotidianità oppure emergenza su un sommergibile. C'è proprio un episodio del genere di un sommergibilista che è costretto a tagliare il cavo della mina, e lui si ispirava ad un episodio reale. Noi abbiamo utilizzato De Robertis come una fonte documentaria, perché effettivamente la dimensione narrativa e di finzione di De Robertis era legata solo a degli elementi, diciamo, di natura melodrammatica che lui aggiungeva, ma di base le azioni militari, essendo lui stesso un comandante di sommergibili, erano reali, e poi era assolutamente plausibile che a Gibilterra era tutta minata, quindi si aggiungeva alle correnti e alle bombe di profondità la presenza di mine di profondità. Ma quel sommergibile è entrato in mare veramente oppure c'è tutta una tecnica dietro, non so, di intelligenza artificiale che ha fatto vedere questo mare che in realtà non è? Cioè, questo sommergibile dove è stato tenuto? È stato messo in mare o no? Come vuoi, tanto lo sai. Lo so, però è più interessante diciamo anche la costruzione registica di questa cosa, cioè nel senso che appunto Edoardo voleva questa cosa della fisicità, del rumore, del ferro e della materia, e il sommergibile è stato costruito, poi ovviamente è stato trainato, però era acqua vera, e l'acqua che vedete è acqua vera, racconta il fatto dell'ipotermia che fa sempre no, nel senso che abbiamo cercato insomma di rispettare più possibile la realtà. In realtà gli effetti digitali sono in campo lungo, e gli interni invece sono anche questo abbastanza interessante, stati fatti in un sommergibile che sta attualmente a Cinecittà World, che però era diverso, e abbiamo ricostruito tutti gli interni, anche lì ispirandoci a dei modelli e rifacendolo più bello di fatto, come erano i sommergibili italiani, che erano in radica, avevano dei materiali pregiati. Però forse aggiungi tu poi come è stato fatto poi realmente, cioè come abbiamo combinato la realtà e la Sì, allora, il sommergibile vero e proprio stava armeggiato all'Arsenale di Taranto, vicino agli altri sommergibili contemporanei, e devo dire era più bello. Sì, perché quelli sommergibili, quelli contemporanei sono sottomarini.
C'è una differenza tecnica. È la domanda se sanno la differenza tra sommergibili e sottomarini. Sottomarini, sapete la differenza del sommergibile? Sono preparatissimi, no? Sanno. Quelli dell'epoca erano fondamentalmente delle navi in grado di immergersi all'occorrenza, quindi la denominazione è sommergibile. Infatti era proprio lo scafo della nave, anche il ponte in tech, mentre i contemporanei sono sottomarini, stanno sempre sott'acqua e ogni tanto emergono. Infatti non hanno un ponte in tech, hanno una conformazione completamente diversa. E stava in mare, Stava in mare, solo che è il mare di Taranto, quindi abbiamo replicato il mare per renderlo oceano. Abbiamo sostituito l'Ilva con l'oceano infinito. E quindi questo per dire cosa? Che era fondamentale avere sul primo piano del fotogramma gli esseri umani e il ferro. E l'acqua vera. Comunque le botte di acqua che pigliano i ragazzi sono botte d'acqua vera. A Taranto a dicembre alle 2 di notte e 1 o 2 di loro ogni sera mi andava in ipotermia. E quando Stjepovic muore, lui è bravo, ma ha vissuto un'esperienza di premorte, perché verso la fine del Ciak aveva un polso che lo stavo perdendo quel ragazzo. Quindi però ci ha tenuto ad arrivare fino in fondo. La gioia della produttrice, se no erano problemi. Non gliel'abbiamo detto. No, però lui ha detto no, io voglio andare, perché quello che gli stuntman sanno, gli attori non sanno, è che quando comincia ad arrivare la sensazione del freddo forte bisogna fermarsi. E lo stunt si ferma. L'attore no, l'attore pensa che giustamente non solo che ce la può fare, ma pensa che quello sia un valore aggiunto, ed ha ragione. Però poi bisogna stare attenti che un attimo prima che proprio sopraggiunga l'assenza della vita si dia lo stop, in modo tale che abbiamo, se non altro, l'occasione di fare un nuovo Ciak. L'elemento, diciamo, dell'ironia, l'elemento del paradosso è qualcosa che a me commuove molto nell'osservazione dei fatti della vita, e quindi nel cinema cerco di tenerlo sempre presente, perché non è tanto l'idea legata a un concetto un po' superficiale di sdrammatizzazione. Non mi interessa quello, mi interessa piuttosto proprio lo smottamento emotivo che mi fa passare dalla paura più nera, dalla disperazione più assoluta, alla capacità di godere un momento di vita con una risata piena. Questo mi commuove a me della vita, e quindi cerco di raccontarlo nel cinema. La composizione del sommergibile era, come dire, uno potrebbe dire, abbiamo voluto creare l'emblema del crogiolo di culture, di civiltà, di dialetti che era l'Italia all'epoca e che è adesso. Ma bastava vedere l'elenco dell'equipaggio. Noi, di molti di loro, le uniche informazioni che avevamo erano un nome, un cognome, una data di nascita, una provenienza ed una mansione a bordo ed un grado. Di alcuni abbiamo più informazioni. Lesend Stone è stato decorato con la medaglia d'oro al valore militare. Danilo Stjepovic, che morì in battaglia, idem. Mulargia ebbe quel tipo di decorazione più informale, ovvero la possibilità di dare del tu a comandante, ma tutto il resto è stato, dovevamo inventarlo, e a partire però da un fatto vero, la loro provenienza. E quindi era un'occasione di far sentire la sinfonia, raccontare che dopo le bombe, i bombardamenti, i morti, l'affondamento, questi qua a un certo punto fanno la pace davanti a un tubero. E questo mi fa ridere, però mi fa pure piangere. Relativamente all'aspetto sonoro, abbiamo sentito elementi molto diversi, tipo rumori meccanici che diventavano quasi ritmo, l'intermezzo di Mascagni. Volevo sapere quanta libertà
è stata data al compositore? Io lavoro col compositore in maniera un poco strana. Cioè io non ho mai collaborato con compositori di musica per il cinema. Sempre con cantautori, anche in questo caso con un autore, insomma, di discografico. Perché? Non perché abbia un'avversione per la composizione della musica per il cinema, però è una scelta legata proprio al metodo di lavoro che io ho sulla colonna sonora. Robert De Naya è un autore enorme, autore del progetto Massive Attack, insomma lui aveva già dato delle indicazioni che a me da ascoltatore avevano sempre emozionato. Poi l'ho portato in un posto che per me è molto importante, sulla darsena abbandonata di Castelvolturno, e ci siamo visti là mangiando una spigola al sale di dubbia provenienza, ma sono quelle più saporite. E in questa darsena che non ha più acqua ormai, gli ho raccontato il film, quello che voleva fare, allora, che volevo fare. Lui mi ha detto che aveva da anni cominciato una sperimentazione, una ricerca su come si propaga il suono nell'acqua, e in più aveva fatto anche una ricerca sui suoni della guerra, perché aveva una relazione con un corrispondente di guerra che gli aveva raccontato che in guerra il tempo non ha una cadenza media mai, ovvero si alterna la quiete più totale all'inferno assoluto. E mi disse che poteva essere una bella suggestione lavorare col tempo musicale in questo modo, e questo mi ha anche molto suggestionato nella costruzione della messiscena, nella gestione proprio del tempo della scena, alternare quiete ad improvvisi cambi di ritmo. E detto questo, la libertà che io invito a impiegare al compositore è totale, perché non gli do le sequenze del film, gli faccio vedere il film, chiedo di generare musica, anche appunti musicali, o proprio temi, qualunque cosa, e chiedo di darmi gli stem separati, ovvero le parti musicali eseguite, registrate separatamente, in modo tale che la colonna sonora viene proprio prodotta in moviola. Tutta questa musica, a volte che magari il compositore ha creato per una sequenza, spesso la metto in un'altra sequenza. Oppure magari un tema ha 6 strumenti, ma ne uso 3. Dopodiché lui è venuto in mix, ha ascoltato tutto, ha ricevuto tutto il progetto e poi ha risuonato tutto, chiaramente tenendo conto di quelle che erano state le indicazioni in moviola. È un metodo, non lo so se lo uso solo io, però ci ho messo 6 mesi per spiegargliela a Robert De Naya. Poi hai capito, ed è stato bellissimo, perché io prima lavoravo con Enzo Avitabile, no? Che invece è proprio cantautore puro, e io con questo metodo gli faccio proprio un piacere, perché lui suona, poi dico vabbè ci vedremo tra 3-4 mesi, non ti preoccupare, faccio tutto io, e tu stai sereno, insomma. Invece Robert chiaramente quello è inglese, e allora voleva capire, e poi vai a spiegare che non si può capire. Grazie. Che non si deve capire tutto. Grazie davvero a Edoardo De Angelis. Grazie a voi.